Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Fa riflettere non solo i fedeli il messaggio dell'Arcivescovo Renna nella festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, in evidenza la necessità di prendersi cura di se stessi e di Catania, un forte richiamo contro la violenza sulle donne e l'esortazione a non rassegnarsi. Tra le prime reazioni quella del sociologo Carlo Colloca dell'Osservatorio contro la devianza minorile, che chiama in causa la politica. È tempo di agire, dice al TG Sicilia. Il caro carburante esaspera gli automobilisti, il governo non taglia le accise che destina al cuneo fiscale. Sospetti di speculazioni tra le associazioni dei consumatori, multe della Guardia di Finanza per la mancata esposizione dei prezzi o per tariffe diverse da quelle indicate. A Palermo violenza di gruppo su una giovane in una zona isolata del Foro Italico, 7 arresti, un video inchioda il branco, c'è pure un minorenne. Senza sosta le morti in mare tra i migranti, da Lampedusa le ultime drammatiche testimonianze. I videomessaggi addirittura al vostro TG sulla Catania-Gela. Per i cumuli di spazzatura è impossibile persino fermarsi nelle aree di sosta. A Catania anche i marciapiedi sporchi in via Duca degli Abruzzi. Calcio, esordio stagionale in B per il Palermo, i rosanero vogliono competere per la massima serie e a Bari stasera avranno il primo banco di prova. Corini conferma l'11 titolare. Catania, ecco il bomber, la dirigenza rossazzurra è vicina all'annuncio del colpo di Carmine, in arrivo anche Quaini per la difesa. Bentrovati. Le piaghe che affliggono Catania, la necessità di prendersi cura di noi stessi e della città, il forte richiamo contro la violenza sulle donne e l'esortazione alla non rassegnazione. Di grande efficacia il messaggio dell'Arcivescovo Renna nella festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Adelaide Barbagallo. Prendiamoci cura della nostra città, tutti, perché il nobile nome di cittadini sia confermato dalla coscienza pura di chi dice che ha fatto tutto il possibile per la sua città. E solo quando avremo fatto tutto il possibile per Catania potremo dire viva Sant'Agata, altrimenti rimaniamo zitti. Vogliamo essere buoni cittadini e devoti di Sant'Agata, mai una cosa sola senza l'altra. Nella sua omelia in cattedrale per la festa di mezz'estate che ricorda il ritorno a Catania da Costantinopoli delle reliquie di Sant'Agata, l'arcivescovo Luigi Renna ha lanciato anche un forte messaggio contro la violenza sulle donne. Ha incoraggiato tutti alla non rassegnazione e più volte ha citato il termine cura, che in processione ha spiegato così in diretta ai nostri microfoni. Cura della vita interiore, perché lì incontriamo il Signore e facciamo discernimento sui nostri buoni sentimenti. Cura delle relazioni familiari, soprattutto dei ragazzi, dei giovani, degli adolescenti, delle ragazze che purtroppo a Catania tante volte diventano prigioniere di una mentalità che le reclude, maschilista. E poi infine la cura della città, dei beni della città che sono beni di tutti. Quando si curano i beni si curano le relazioni anche e ci si sente corresponsabili senza aspettarsi che sia l'amministrazione semplicemente o qualche altro. Ciascuno deve fare la sua parte perché Catania sia una città che possa assicurare a tutti la qualità della vita. Una processione scandita da preghiere e invocazioni con alcuni momenti particolari, la sosta del busto reliquiario davanti all'altarino della Madonna della Lettera, con gli immancabili fuochi d'artificio e l'incontro con i disabili e le persone sofferenti in piazza San Placido, dove la Corale Tovini ha intonato alcuni canti. Quindi, poco prima delle 22, il rientro in cattedrale. Tra pianti di commozione, l'ultimo saluto a Sant'Agata, rientrata nella sua cameretta. Tra le prime reazioni quella del sociologo Carlo Colloca dell'Osservatorio contro la devianza minorile, che chiama in causa la politica. È tempo di agire, dice alla TG Sicilia.
L'omelia di Monsignor Renna in occasione della festa per la traslazione di Sant'Agata mette al centro problematiche che sono della nostra città e mi sembra che l'attività che ha portato avanti ormai da 2 anni a questa parte l'osservatorio prefettizio contro la devianza minorile, fortemente voluto dalla prefetta dottoressa Librizzi e dal presidente del Tribunale dei Minori, il dottore Di Bella, sempre in sinergia con gli attori che hanno trovato nell'osservatorio che citavo un punto di coagulo, ma è tempo che la politica, quella con la P maiuscola, dopo le emergenze dei giorni scorsi, si inizi a prendere in carico dei bisogni dei più fragili. Monsignor Renna parla del prendersi cura, della cultura del prendersi cura e la presa in carico dei bisogni. E le popolazioni fragili nella nostra città non mancano, non solo l'infanzia e l'adolescenza evidentemente, sempre accompagnando evidentemente la politica, perché è un richiamo anche alla responsabilità di noi cittadini, oltre che delle altre istituzioni, ma con un ruolo chiave della politica locale la città meriti questo recupero di dignità e questa diffusione di una cultura della responsabilità, direi, oltre che della cura. Caro carburanti, il ministro Urso respinge l'ipotesi del taglio delle accise per calmierare i prezzi, ma i consumatori spazientiti sono costretti a fare i conti per ogni rifornimento. Luca Ciliberti. Rifornimento? Sì. Più caro? Sì. Purtroppo gran parte dei soldi se ne vanno, per chi ci lavora come noi, se ne vanno sul caro benzina, sul caro rifornimenti. Perché per spostarsi soprattutto in estate magari uno vuole fare un giro un po' più lungo e ci deve pensare 2 volte. Bisogna trovare gli accordi con, paghiamo ancora la Libia, la guerra, trovare accordi con questi stati qua ed eliminare i costi della benzina. Chi ne approfitta secondo lei? Beh, il discorso delle accise è una cosa che ha la sua importanza, anche se poi i benedetti soldi, chi li mette? Ma secondo lei, adesso ragionando, si può fare qualcosa per abbassarlo questo costo del carburante? Sì, fermiamo tutti i mezzi, fermiamo tutto, facciamoci la federe proprio alla siciliana, facciamoci la federe in dei pompe, a benzina e agli arabi. Si fa presto a dire taglio delle accise. Dopo gli ultimi aumenti le associazioni dei consumatori chiedono il taglio, ma l'esecutivo fa muro. Tagliare le accise della benzina costerebbe 1 miliardo al mese, 12 miliardi l'anno, dice il ministro per le imprese Adolfo Urso. Il governo ha invece utilizzato questi fondi per tagliare 2 volte il cuneo fiscale. Nei primi 6 mesi dell'anno l'accisa sui prodotti energetici ha fruttato 11 miliardi con una crescita di 1,86 miliardi sullo stesso periodo del 2022. Un bel affare per il governo, un aumento che è quantificato in 20,3%. Gli utenti adesso sono spazientiti. Il prezzo medio nazionale di 1 litro di verde ha superato ormai la soglia psicologica dei 2 euro. Prezzi che schizzano nelle isole minori. Ad Ustica, ad esempio, 1 litro di benzina o di diesel costa 2,39 euro. A Lampedusa 1 litro di benzina raggiunge i 2,41 euro, poco meno per il diesel, 2,33 euro. Come si vede da questa grafica, più del 50% del costo del carburante finisce nelle casse dello Stato e l'Italia è uno dei paesi europei in cui la benzina e il gasolio costano di più. Tra i consumatori si insinua spesso anche il sospetto che anche le compagnie petrolifere speculino sui rincari. A tal proposito, anche in Sicilia è stata intensificata l'azione di controllo sui prezzi del carburante da parte della Guardia di Finanza. Nei primi 15 giorni di agosto sono stati eseguiti 175 interventi e contestati 89 violazioni. Violenza di gruppo su una giovane in strada a Palermo in una zona isolata del Foro Italico. 7 arresti, c'è pure un minorenne, un video inchioda il branco. Marco Gullà. Violentata dal branco a Palermo nella zona del Foro Italico mentre era ubriaca. Vittima una ragazza palermitana con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Scattano 4 arresti dei carabinieri che si aggiungono ad altri 3 dei giorni scorsi. All'alba di questa mattina a Palermo i militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Pazia Verdi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale del Capoluogo nei confronti di 3 giovani e un analogo provvedimento cautelare emesso dal GIP
clip del Tribunale per i minorenni di Palermo nei confronti di un minorenne. I 4, con altri 3 presunti complici già arrestati su ordine dell'autorità giudiziaria di Palermo lo scorso 3 agosto, sono indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo. Gli indagati lo scorso 7 luglio avrebbero abusato sessualmente di una giovanissima donna palermitana, la quale, in stato di ebbrezza alcolica, sarebbe stata condotta in un'area isolata e lì violentata a turno da alcuni degli indagati. Lo stupro di gruppo sarebbe avvenuto al termine di una serata trascorsa dalla giovane nei locali della Movida palermitana tra il mercato della Vucciria e Piazza Sant'Anna. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima. L'operazione di oggi testimonia, si legge nella nota dell'Arma, come trovando il coraggio di non restare in silenzio e chiedendo aiuto alle forze di polizia si possa combattere adeguatamente ogni forma di violenza contro le donne. La polizia di Ragusa ha notificato il divieto di avvicinamento a un 79enne di Comiso indagato per molestie nei confronti di una quarantenne vicina di casa. Le indagini, dopo la denuncia della vittima esasperata dalle attenzioni dell'uomo non ricambiate e da esplicite richieste di natura sessuale. Sono oltre 2000 dall'inizio dell'anno i migranti morti in mare durante i cosiddetti viaggi della speranza, un numero destinato purtroppo ad aumentare. Ieri sera a Porto Empedocle sono state trasferite le salme di 3 donne e di un bambino ivoriano. Alcuni migranti approdati a Lampedusa hanno raccontato di avere visto tante persone in acqua che rischiavano di annegare. Davide Sardo. Porto Empedocle, la sirena della nave Galaxy ed il picchetto della polizia per rendere omaggio alle 4 salme dei migranti morti in mare durante uno dei recenti naufragi al largo di Lampedusa. C'è anche una bara bianca del bambino ivoriano di 1 anno e mezzo. Le altre contengono i corpi di 3 donne, anche loro senza identità. Ad accogliere i feretri sul molo empedoclino anche il prefetto di Agrigento Filippo Romano. È un momento di grande tristezza sicuramente ed è un lutto individuale per ciascuno delle famiglie dei defunti, particolarmente toccante quella che riguarda un bambino molto piccolo. Vedrete che una di queste bare sarà appunto una bara di bimbo e questo ci tocca molto, però forse dovremmo ragionare in queste occasioni sulla vicenda generale, sul lutto generale, perché quello che sta succedendo è una enorme, immane operazione di sfruttamento del bisogno da parte di organizzazioni criminali. Le salme delle 3 donne saranno tumulate nel cimitero di Palma di Montechiaro, mentre il bambino troverà degna sepoltura a Favara. E a Favara sono arrivati troppi bambini morti nei naufragi, ti fa male il cuore, ti fa riflettere e ogni volta ci indigniamo, ogni volta gridiamo che non deve ripetersi più, però ogni volta ci ritorniamo. È un'amara constatazione. Dopo le cerimonie religiose, dalla nave traghetto sono stati sbarcati circa 600 migranti che, scortati dalle forze dell'ordine, hanno raggiunto a piedi il centro di pre-identificazione per poi essere trasferiti in pullman nei centri d'accoglienza delle varie regioni italiane. E questa sera a Porto Empedocle sono attese oltre 600 persone in viaggio dall'hotspot di Lampedusa. Questi migranti sono riusciti a raggiungere l'Europa con la speranza di una vita migliore, ma dall'inizio dell'anno ad oggi sono morti in mare 2060 migranti, tra cui bambini, uomini, donne e anziani. Una tragedia che sta diventando sempre più un massacro. Ieri dinanzi all'isolotto Lampione a Lampedusa è stato recuperato il cadavere di un 56enne ivoriano e la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E non si escludono altri morti in mare, come da racconto di molti dei 45 migranti soccorsi dalla Guardia di Finanza mentre con un barchino in ferro facevano rotta verso Lampedusa. Hanno riferito di aver visto tante persone in acqua, che tanti rischiavano di annegare e attorno a loro c'erano diversi pescherecci tunisini che cercavano di salvarli. Ormai non si riesce nemmeno più a fare i conti, purtroppo, dei morti e dei dispersi. Commemorazione stamane a Linguaglossa dei 4 forestali morti 29 anni fa sul Monte Culma e dei 2 piloti del Canadair Can 28 precipitato l'anno scorso e poi di tutti i caduti nella lotta agli incendi boschivi. È stato, oltre che un momento di intimi ricordi dei compagni morti nella lotta alle fiamme, anche un'occasione di riflessione sulle condizioni troppo spesse precarie in cui agiscono l'antincendio boschivo e il corpo forestale in Sicilia. La funzione si è svolta in contrada Boriglione, punto di raccolta. Ecco, vedete proprio queste immagini drammatiche e terribili dell'incidente mortale di 2 anni fa.
Dicevo Contrada Boriglione, punto di raccolta delle squadre della Protezione Civile AIB di Linguaglossa, lo stesso dove i volontari qualche anno fa hanno eretto una lapide a memoria dei compagni caduti e in ricordo perenne di chi perde la vita partecipando alla battaglia per l'incolumità nostra e dei nostri territori, contrastando l'opera di distruzione degli incendi. Nuove segnalazioni a Ditelo al vostro TG, immagini e foto di marciapiedi sporchi e maleodoranti e la statale Catania-Gela invasa dai rifiuti. Impossibile fermarsi nelle aree di sosta occupate dalla spazzatura. Adelaide Barbagallo. Pioggia di segnalazioni nella nostra rubrica Ditelo al vostro TG. Molte purtroppo sono dello stesso tenore e riguardano strade, sempre più ridotte a discariche abusive. Ecco come si presentano i bordi della strada statale 417 Catania-Gela. Scene intollerabili, specie nel tratto Palagonia-Gran Michele, dove la spazzatura non consente di fermarsi neanche nelle aree di sosta. A denunciare lo scempio attraverso la nostra rubrica è Lucia Inzirillo. Oltre ai rischi per chi guida, afferma il segretario nazionale di categoria Confali Sifus, l'immondizia crea un pericoloso inquinamento ambientale, minacciando anche il sottosuolo. Sversamenti sono stati segnalati anche nel fiume Simeto. E qui siamo a Catania a mandarci queste foto un nostro telespettatore. Ogni mattina, ci spiega, via Duca degli Abruzzi si sveglia così, con marciapiedi maleodoranti e sporchi dopo la rimozione dell'immondizia. I residenti lamentano la scarsa igiene e invocano un periodico servizio di lavaggio e disinfestazione dei marciapiedi. Ma puntano anche il dito contro chi porta a passeggio il cane e non rimuove gli escrementi dei propri animali. Continuate ad inviare le vostre segnalazioni al numero 342 7455 005. Ditelo al vostro TG. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio parleremo dell'esordio del Palermo in B e degli ultimi colpi di mercato del Catania. State con noi. Eccoci nuovi insieme con il calcio, inizio da stasera il campionato di Serie B, il Palermo giocherà al San Nicola contro il Bari, Corini può contare su tutti i titolari. Marco Gullà. Il Palermo si è dichiarato già da tempo e del resto il mercato sta certificando le sue ambizioni. I rosarino vogliono andare in Serie A. La prima tappa di un lungo e tortuoso viaggio sarà stasera al San Nicola contro il Bari, la prima di B. Il Palermo ci arriva con la consapevolezza di stare meglio dei pugliesi in questo momento, ma servono ancora rinforzi e Corini questo lo sa. Normale che ogni allenatore vorrebbe avere la rosa a disposizione, ma non è più così per tutti, addirittura per i top club che hanno disponibilità economiche importanti, anche per loro è difficile, tante situazioni vanno definite negli ultimi 15 giorni di mercato, bisogna essere reattivi rispetto a questo, lavorare su quello che hai a disposizione, preparare il terreno per quello che dovrà arrivare, sono sicuro che arriverà e di conseguenza il campionato non è che finisce la prima giornata, c'è uno sviluppo, c'è un'idea, ci sono delle partite da fare. Pochi dubbi di formazione per stasera, Corini può contare su tutti gli effettivi tranne Aurelio che non è stato convocato, quindi 4-3-3 con Pigliacelli tra i pali, Matteo e Ceccarone agiranno sull'out di destra e sinistra e poi Lucioni e Marconi al centro. Stulac e Gomez saranno i registi con Vasic trequartista, Insigne, Brunori e Di Mariano in avanti. Nel Bari esordirà Menez che farà il trequartista alle spalle di Nasti e Diaf. Bari che ha ancora un cantiere aperto e che non avrà che dire ormai del Napoli che lo girerà in prestito al Frosinone. Fischio d'inizio alle 20:30. In arrivo 2 colpi di mercato per il Catania, i dirigenti pronti a portare alla corte di Tabiani l'attaccante Di Carmine, con tanta esperienza in Serie B, e il difensore Quaini, voluto proprio dal tecnico. Marco Carli. Un bomber di categoria superiore, così aveva descritto il prossimo attaccante del Catania il DS Laneri in occasione della presentazione del tecnico Tabiani poco meno di un mese fa. Samuel Di Carmine lo è, la carriera l'ha portato anche in Serie A dove ha collezionato quasi 50 presenze e 8 gol, ma è in cadetteria dove ambisce ad arrivare presso il Catania che l'attaccante nato a Firenze ha collezionato più reti, 83, e partite quasi 350, oltre a 33 assist. In C invece i gol sono 14, un bottino che Di Carmine proverà a rimpinguare. Laneri col vicepresidente Grella aveva messo gli occhi sulla punta già da tempo, il suo nome circola dalle prime fasi del campionato ma l'affondo
sarebbe arrivato nel momento topico dopo il Ferragosto e a 2 settimane dall'avvio del torneo, superando la concorrenza del Cosenza di Carmine, classe 1988. Dopo l'avvio in maglia fiorentina della sua carriera ha trascorso importanti con Verona e Perugia, ma anche fra le altre con Cremonese, Frosinone, Entella e Crotone. L'11 del Catania diventa con lui di grande livello e si parla anche di un centrocampista come Mastinu, per esempio, per completare l'organico, che in difesa ha trovato l'altro centrale. Come vi avevamo anticipato, si è tornati alla carica per Quaini, voluto fortemente da Tabbiani, e anche l'arrivo al Fiorenzuola di Nava, proprio un centrale di difesa, ha portato la squadra emiliana a più miti consigli nei confronti degli etnei. L'allenatore contava proprio sulla possibilità di avere un giocatore che conosce e che fa partire il gioco dal basso. Catania è un banco di prova importante per testarne le qualità. Intanto la società ha annunciato la presentazione della campagna abbonamenti, che sarà lanciata lunedì, e poi, al netto degli ultimi arrivi e partenze, la concentrazione sarà tutta sull'esordio di inizio settembre contro il Crotone, altra protagonista designata del campionato. La Lega Pro ha ufficializzato date e orari delle prime giornate del campionato di Serie C. Nel primo turno il Catania giocherà in anticipo al Massimino con il Crotone venerdì 1 settembre alle 19:45. Il Messina farà il suo esordio a Cerignola sabato 2 alle 20:45. Sindaco Trentino, ci rivolgiamo a lei che ha una città da rimettere a posto e che ieri sera era in prima fila ad ascoltare l'omelia dell'arcivescovo Renna, omelia intensa, originale, con filo conduttore niente meno che una canzone, una splendida canzone, La Cura, creata da un duo di rara profondità, Battiato e Sgalambro. Mai avevamo ascoltato una predica che trae spunto da un brano di Hit Parade. Eppure Monsignor Renna ancora una volta ha visto giusto, perché per liberarsi, vi ricordate della canzone, delle ingiustizie, degli inganni, eppure dei fallimenti, occorre cura. Cura di noi stessi, cioè mettere da parte, ha detto Renna, tutto ciò che può farci male. E poi la cura rivolta agli altri, che chiama in causa prima di tutto i genitori, che devono sottrarre i figli alla strada e alla droga, e devono farli studiare, tenendoli lontani dalle bande di quartiere. Fondamentale infine la cura del sociale, partecipare per sconfiggere le emergenze, quelle che aggiungiamo noi, cui ci stiamo purtroppo abituando: immondizia, trasporti, infrastrutture, furti, bullismo, oltre alle emergenze di questa estate. Ma ecco, Monsignor Renna, non siamo più i siciliani degli stereotipi, siamo cambiati. Abbiamo come riferimenti Don Puglisi, Livatino, Piersanti Mattarella, Pippo Fava, Biagio Conte. Vogliamo essere buoni cittadini, curarci della nostra città. L'unico modo per essere sinceramente devoti a Sant'Agata, ripetiamolo, l'unico modo per essere sinceramente devoti a Sant'Agata è occuparci della nostra città. Sindaco Trentino, senza reinventarci intese storicamente superate, lei sa bene che Monsignor Renna è di fatto il suo più valido alleato e viceversa, naturalmente. Quell'arcivescovo che, guarda caso, cita lei, Sindaco, apprezzandone l'umiltà di chi sa chiedere scusa quando le cose non funzionano. Vedi Aeroporto. Procedete vicini, per favore. Catania ne ha bisogno. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.